quando uscivate col bambino, a protezione si appendeva qualche spilla, qualcosa? Si venia da broccheggietto bidri, E poi con il suo cogliao, per non dirgli a yoga su e più. Si venia da un broccheggietto bidri o un cosiddetto mensurato. E glielo mettevate sempre? Sì, sì, ce l'aveva sempre. E cos'è questo gugliao? Io quello non lo so, il suo cogliao poi a mano. Fumava e dava una volta che dirgli antovo su e più si intendeva male. E ti è mai E successo? poi, sì, sì, a me sì. Poi lo portavo dalle donne che venivano a mangiare il suo cogliao. Allora gli faceva questa magia al suo cogliao e il bambino si rialzava subito. Anche quello ci credo, Anche quello ci credo. E cosa facevano? Preghiere. Cosa facevano non lo so, cosa dicevano non lo so, però facevano preghiere. E che oggetti usavano? Ti ricordi come lo facevano? Cosa... Aveva un bicchiere, l'olio, un piatto. Un piatto, l'olio e il grano. Allora se uscivano le bollicine dicendo la preghiera vuol dire che era o cogliao. Che bollicine se non si erano poi do cogliao. Ma a volte dove si è bollicine se magari non si è cogliao. E quante volte si faceva? Io un paio di volte. Un paio di giorni? Sì. Dicevano, se non le facevano la magia su cogliao il bambino stava molto male. Casomai se non usata, si moriva, naranta. Dicevano così. Naranta, poi se... E a te è capitato molte volte di farlo? E Ercole 2 o 3 volte. Per tuo Sì, figlio? per mio figlio, il primo. E invece anche per gli adulti si faceva? Sì, sì, anche per gli adulti. E cosa... come si sentivano quando andavano a fare questa medicina? Medas ci crediente, e dove niente devotamente, serious. Ma medas andante, intendendo questa cosa, questa preghiera. Poi c'è mezza gente che lo vede diversamente, non ci vuoi agiliadati che venire soprattutto un conca. E poi per questa preghiera. Io rientro quando... E la mia, che non ci credi non ti lo faccio, che ci credi ti lo faccio. E allora migliorava dal mal di testa. Tu mi hai parlato anche della conchiglia, del pesce. Sì, quello lo mettevano qui. E che cos'era? Me lo puoi descrivere? Com'era fatto? Era una conchiglia piccolina piccolina, e poi il pesciolino, e poi anche l'ancora. L'ancora e il pesciolino erano come madrepella, non sarà mica madrepella, però la somigliava, può darsi che era anche madrepella. Quindi bianchi. Bianchi, e anche la conchiglia bianca però. E avevano lo spillino, lo attaccavano qui, e quello era per il polso gugliato. Questo oggetto di chi era? Della nonna, Di chi? della mamma di Abele. Di tuo marito? Sì, Quindi. di mio marito. Ascolta, tu mi hai detto che per certe occasioni si usava mettere qualcosa al contrario. Ah, io sempre ancora, te l'ho fatto vedere. Ma cos'è essere superstiziosa, non serve a niente. Poi non ti presti mai, se gente dica vai su prestimo. Capito? Si metteva un oggetto sul rovescio, il mutande o sotto vesta, quello che vuoi. Non per certi giorni in particolare? Tutti i giorni, tutti i giorni. E tu sei Io sempre una cosa al contrario? E devo che sia contro questa religione, ma che contro, perché non dobbiamo credere in queste cose. Io ce l'ho sempre. Va bene, zia Maria, abbiamo finito. Ah, Grazie. e di niente.